Sfogliatelle ricce rustiche, seconda versione. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo una ricetta che già esiste, la rifacciamo perché il video è un po' vecchiotto, non si vede molto bene, non si sente molto bene, poi nessuno mi scrive ma come, perché questo si sente bene. Questi vi posso assicurare si sentono bene, gli ultimi, quindi non dite che non si sente bene, perché ho corretto questo problema. Sfogliatella riccia salata. Ha avuto un grandissimo successo, tant'è vero che me l'hanno copiata tantissimi e adesso su molti canali YouTube di cucina c'è anche questa sfogliatella, ma è nel gioco, quindi va bene così. La facciamo appunto salata, però ricordatevi che questo impasto, cioè l'esterno di questa sfogliatella riccia salata, è lo stesso che poi potremmo usare per fare quelle dolci. Ne faremo anche quelle dolci, faremo anche le frolle dolci e faremo anche la Santa Rosa, che è sempre questa sfogliatella riccia con l'amarena. Quindi vi lascio agli ingredienti e poi alla preparazione. Per fare l'impasto delle nostre sfogliatelle ricce, quindi la sfoglia esterna, ci serviranno 400 g di farina 00, 20 g di miele d'acacia, 15 g di sale fino, 60 g di strutto e 100 g di burro. In più partiamo con 250 ml di acqua e vediamo quante ne consumiamo. Per quanto riguarda il ripieno delle nostre sfogliatelle, ci serviranno 160 g di salame tipo Napoli tagliato a dadini molto piccoli, 160 g di prosciutto cotto, anche questo tagliato a dadini molto piccoli, della scamorza semi affumicata stagionata e ce ne serviranno 250 g sempre a dadini piccoli, 70 g di pecorino grattugiato e 5-6 cucchiai di ricotta, in più sale e pepe. Ci serviranno anche macchina per la pasta, un mattarello e un pennello. Il mattanello una misura media, non troppo grande. Partiamo con unire alla nostra farina il miele. L'impasto è molto semplice perché il burro e lo strutto ci serviranno poi per spennellarle, quindi diciamo che la base è solo farina, acqua, miele e sale e basta, non c'è altro. Quello che poi ci darà la sfogliatura è proprio il passaggio con il burro e lo strutto, il nostro sale, e poi ci servirà tanta acqua da rendere l'impasto lavorabile con la macchina della pasta, quella lì con cui facciamo, non so, le tagliatelle, i tagliolini eccetera. Quindi un impasto lavorabile, un po' come quello della pizza, leggermente più consistente. Comunque io vi dirò poi quanta acqua ci ho messo. Io continuo a mettere l'acqua e poi me la passo sulla spianatoia. Io mi sto lavorando l'impasto. In tutto di acqua ne ho messo 200 ml. Lavoriamo l'impasto un altro poco, tanto poi ce lo rilavoriamo nella nostra nonna papera, nella macchinetta della pasta. Volevo dirvi che io dividerò in 4-5 parti il mio impasto per poi passarlo nella macchina. Se dobbiamo fare delle sfogliatelle piccole ci conviene fare dei rotoli più piccoli. Se invece facciamo delle sfogliatelle più grandi, allora la lunghezza del nostro impasto dovrà essere più grande, più lunga, perché così verranno più massicce, più grandi. Io ho fatto 4 pezzature da 160, adesso divido in 2 quelle da 160 e incomincio a lavorare con la macchina.
Se invece dovete fare quelle grandi, la pezzatura la lasciate così intera, in modo che venga una striscia molto lunga, perché chiaramente venendo più lunga viene più riccia. Incomincio a mettere la mia pasta. Lo passiamo prima nella parte, diciamo, partiamo da 2, a me arriva da 1 a 7. Sono arrivata con la mia macchinetta a 6, quindi diciamo bello sottile. Il mio massimo è 7, quindi la sto assottigliando abbastanza. Infarinatela sempre un poco in modo che non attacchi. Adesso nell'ultimo step, che è 7. Ecco qui, quindi sottilissima. Ottenute queste 2 strisce da una sola, perché da ogni 160 grammi di impasto noi ricaviamo 2 strisce, perché io l'ho tagliata in 2 praticamente, quella che era unica, e adesso ce la mettiamo o stesa oppure la possiamo anche appendere, tanto questa non vi preoccupate, non si rompe. Io ho fatto tutte le strisce e le ho messe una sull'altra, mettendo un po' di farina sotto su questa tavola da lavoro. Adesso ci dobbiamo sciogliere il burro e lo strutto. Ho messo a sciogliere il burro e lo strutto a bagnomaria, adesso lo facciamo sciogliere lentamente e poi passiamo a lavorare. Ho preso una delle mie strisce, ho già incominciato a farlo giusto per farvelo vedere il nostro rotolino. Ora stendiamo la nostra striscia, incominciamo a passarci il nostro strutto e il nostro burro sciolti e incominciamo a avvolgere sul nostro mattarello in questo modo, stando attenti che mano a mano il nostro impasto sia ben imburrato e passato con il nostro strutto. Avvolgiamo in questo modo, non fate fare pieghe, questa è un'altra accortenza. E adesso, una volta che abbiamo fatto questo, rigiriamo e ci facciamo i nostri rotolini senza il mattarello, ovviamente. Ecco qui. Adesso prendiamo e dobbiamo fare in questo modo: giriamo il mattarello e prendiamo la parte esterna, ce la imburriamo e mettiamo lo straccio e incominciamo ad avvolgere in questo modo. Ora ce la possiamo anche rigirare, tanto abbiamo capito il funzionamento, era per far vedere a voi, però ma lasciamo così. Ok, voglio farvi vedere in modo che vi sia chiaro il tutto. Incominciamo ad avvolgere, mettiamo sempre il nostro grasso e avvolgiamo. Srotoliamo, mettiamo il nostro grasso e arrotoliamo. Cerchiamo di arrotolare in modo da non far venire dei bordi, tanto poi comunque le estremità possiamo anche tagliarle. Continuiamo così, ecco qui, e adesso ce lo finiamo di ingrassare in questo modo. Arrotoliamo e un altro rotolino è pronto. Ce li facciamo tutti così, perché poi dovremo mettere nella carta pellicola e poi in frigorifero per almeno 7-8 ore, 12 ore, più stanno meglio è, perché si devono indurire. Fatti tutti i nostri rotoli, messi in carta pellicola senza schiacciarli, mi raccomando. Adesso ce li mettiamo in frigorifero per un
minimo 8 ore, anche 12 vanno bene, più stanno meglio è, perché si deve indurire il tutto, come vi ho già detto. E poi creeremo le nostre sfogliatelle. Ora che è tutto pronto, io ho preso uno dei tanti cilindretti che erano in frigorifero e incomincio a tagliarlo. Dobbiamo fare dei cilindri, non fateli troppo piccolini. È ovvio che più grandi li fate e più grandi verranno le nostre sfogliatelle. Adesso la tecnica è questa. Vi volevo dire, come avrete notato se avete visto già l'altra ricetta delle sfogliatelle ricce salate, in questa io ho messo la ricotta e diventerà un po' più difficile chiuderle, però se le chiudiamo attentamente vedrete che non esce niente. Allora, io faccio in questo modo e me le rigiro e con il pollice dentro vi faccio un conetto. Fatele belle profonde in questo modo, in modo da poter accogliere il nostro ripieno. Mettetene una quantità non eccessiva e poi richiudiamo. Diventa veramente semplicissima questa cosa, quindi non vi preoccupate. All'inizio sembrerà drammatico, invece poi non lo è. Leviamoci casomai l'eccesso, ecco, questo no, e chiudiamoci la nostra sfogliatella riccia. Ecco qui. Continuiamo così fino a quando non le abbiamo fatte tutte. Io ho sistemato le sfogliatelle su carta forno in una teglia da forno e adesso le inforno, forno preriscaldato 180 gradi per 15-20 minuti. Controllatele, devono essere ben dorate. Ecco le nostre sfogliatelle ricce salate pronte per essere servite. Se vogliamo riscaldarle, forno 200 gradi fino a quando non diventano belle croccanti. Buon appetito a tutti!